di silenzio e poi di attenzione, per favore! Vi vorrei fare i complimenti se siete comportati l'altro giorno. Veramente avete dimostrato più Stato voi e coloro che rappresentano lo Stato, come il sindaco Figliolia, Boucher e altri ancora. Voi in maniera pacifica, democratica e più che civile avete chiesto giustamente un confronto. Diceva Pertini di dare il buon esempio, voi l'avete dato il buon esempio, perché avete chiesto un confronto, loro non ve l'hanno dato. Giustamente avete ostruito il passaggio per chiedere chiarimenti e in maniera veramente urla un po', dai Luca. Voglio un silenzio! Grazie. Veramente, cioè, pure avete dato anche il diritto di replica alla controparte, veramente avete dato voi l'esempio ai politici, a coloro che ci amministrano, anche ai professori, ma veramente complimenti. Poi vi volevo parlare, si è parlato prima di beni archeologici, di occupazione, tutti questi importanti temi non si possono trattare se non si tratta anche il tema dei trasporti. Noi qua ad Arcofelice abbiamo la Cumana è passata da 20 minuti a 40 minuti ogni corsa e quando la prende se passa. È stato organizzato per giovedì 19 alle ore 10 a via Cisterna dell'Olio a Napoli un presidio per manifestare il nostro dissenso per questa politica dei trasporti che non c'è, i trasporti non ci sono. E poi vi volevo invitare a tutti voi per martedì presso la chiesa di San Giacchino ci sarà il magistrato Raffaele Cantone che affronterà il problema della terra dei fuochi e dell'ambiente. Con questo finisco e passo la parola a Manu. Ancora complimenti ragazzi. Allora ragazzi, come ho già detto noi in realtà abbiamo cercato un confronto diretto con le istituzioni, tra cui il sindaco Figliolia, il direttore Boucher e Nappi. Quest'ultimo è stato 5 minuti presente al convegno, ha fatto la sua passerella e è andato via. Per ogni volta che noi chiediamo un confronto a queste istituzioni, loro ce lo negano. Quindi l'unica soluzione è stato ostruire il passaggio. Giustamente Gabio, come il professor Coso, come Fribacoli e come la maggior parte, dicono che il nostro comportamento è stato giusto. Però le forze dell'ordine non lo pensano così. Pensano che noi abbiamo ostruito il passaggio, abbiamo fatto sequestro di persona. Perché? Perché siamo i soliti ragazzi rivoluzionari che non vogliono concludere niente. Però è stato l'unico modo per avere un confronto che non è servito a niente, perché il sindaco Figliolia, come il signor Boucher, una volta che ha ricevuto domande pungenti, hanno girato le spalle e sono andati via. Questo non penso sia un comportamento giusto da parte delle istituzioni. Quindi vorrei dire alle forze dell'ordine di verificare esattamente chi è veramente che non si è comportato bene, se noi studenti o le istituzioni che anche davanti ad altri studenti qua fuori, davanti a una protesta, ci hanno negato risposte, hanno girato intorno a parole, intorno a promesse inutili, come fanno sempre. Purtroppo ragazzi la situazione qua è drammatica e ne siamo tutti a conoscenza. Le istituzioni ancora una volta si sono mostrate disinteressate della nostra vicenda, hanno mostrato disinteresse nei confronti della nostra opinione. Noi chiediamo di fare un intervento a questo convegno, ma l'intervento non ci è stato concesso. Ma com'è possibile fare un intervento, fare un convegno sulle politiche giovanili senza i giovani? I giovani erano qua fuori, perché non sono venuti qua fuori a fare il convegno? Perché non ci hanno parlato delle loro proposte che tanto reputano giuste e che tanto reputano, diciamo, innovative per questa società? Perché non le hanno, perché sono solo promesse inutili, perché da
dagli anni passati fino ad oggi hanno continuato a fare promesse che ancora oggi non sono state mantenute. Quindi noi siamo qui, ci stiamo agitando, noi insieme a tutto il collettivo Flegreo ci stiamo agitando, stiamo occupando gli istituti, stiamo scendendo in piazza, perché se noi lottiamo tutti insieme il cambiamento si può avere. Dopo di questo io non so più cosa aggiungere, hanno detto tutto gli altri.